Ben ritrovati come ogni lunedì intorno alle 21 da Telepace Sport. Un saluto che vi arriva da Chiaveri in diretta al Teatro Caritas. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Giacomo. Salutiamo Gloria che ha avuto un'indisposizione all'ultimo, perciò la salutiamo. Insomma, saremo tutti al maschile. Benissimo, allora, come ci siamo Giacomo questo weekend? Com'è andata con lo sport? Partiamo intanto dal Genoa che sta giocando a Milano contro l'Inter proprio in questo momento, dopo poco più di un quarto d'ora sono ancora 0-0, almeno fino a pochissimi secondi fa, e comunque seguiremo durante la puntata il risultato in diretta. Per quanto riguarda la Serie B, la Sampdoria ha vinto 3-1 in casa della Feralpi Salò, quindi diciamo punti importanti per cercare di riavvicinarsi alla zona playoff. Lo Spezia ha fatto un punto contro il Bari, è finita 1-1, anche qui non c'è stata la vittoria, ma comunque punti importanti, una partita difficile per togliersi invece dalla zona play-out. In Serie C hanno perso entrambe le squadre del Tigullio, intanto in Serie C sarà un turno infrasettimanale, quindi sia il Sestri che ha perso ieri 3-2 con la SPAL, giocherà mercoledì di nuovo contro il Rimini, un importante scontro a salvezza, e l'Entella giocherà invece domani al Comunale contro il Perugia dopo aver perso venerdì scorso contro la capolista Cesena per 4-0. In Serie D la Lavagnese ha perso 2-0 contro il Chisola, che è una squadra forte, seconda in classifica, quindi diciamo abbastanza nell'ordine delle cose, e quindi dopo 6 partite in cui aveva sempre pareggiato o vinto, diciamo si è fermata. Beh, insomma è un weekend non tantissimo positivo. Seguiremo il Genoa perché finché siamo in diretta intorno fino alle 22:15 arriverà il risultato, ve lo daremo in diretta. Invece c'è stato un grande derby della pallanuoto qua, Serie A2 tra Lavagna e Chiavari, vinto dai chiavaresi. Questa sera abbiamo una bella rappresentanza di Lavagna 90. Luca, poi sì, tra l'altro sentiremo tutta pallanuoto, perché i settori nuoto e il nuoto artistico della Lavagna erano impegnati, quindi tutta pallanuoto. Abbiamo qui il vice allenatore della Lavagna Gabriele Berri, abbiamo Cesare che ha giocato, è capitano dell'Under 18 comunque, che ha giocato anche un po' nel derby, quindi chiederemo poi a loro le impressioni, diciamo, da bordo vasca e in vasca come è andata questa partita. Benissimo, allora prendiamo posizione, vi vado a presentare chi è ospite qua con me e poi tutta la platea che è veramente numerosa, non so se l'abbiamo già vista, siamo sul bianco-blu celeste questa sera. Allora, come anticipato Luca, abbiamo Gabriele Berri che è allenatore Lavagna 90 insieme a Cesare Vario, capitano Under 18. E poi parleremo di calcio femminile e abbiamo qua con noi Sara Lusardi che è atleta della prima squadra ACD Entella insieme a Mara Morin che è responsabile del settore femminile sempre ACD Entella. E poi abbiamo anche due dirigenti del calcio, insomma di tutti gli sport, che è il Pannotron che li rappresenta. Ci sono stati il rinnovo delle cariche in queste settimane e precisamente abbiamo Germano Tabaroni che è il governatore dell'area 4 Liguria Pannotron insieme al segretario e tesoriere Renzo Romiti. Benissimo, poi andiamo a fare una carrellata con Giacomo sulla parte insomma, delle prime file qua. Sì, per il settore femminile dell'Entella abbiamo in particolare la squadra Under 15, alcune rappresentanze dell'Under 17 e della prima squadra. Invece per quanto riguarda il Lavagna 90 abbiamo rappresentanti dell'Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, sempre di pallanuoto ovviamente. Benissimo, allora abbiamo tanti rappresentanti questa sera e tanti giovani come al solito. Farei un giro da queste parti, inizierei, tra l'altro l'8 marzo è anche la festa della donna, perciò questa sera le festeggiamo. Mara Morin, responsabile del settore femminile della Centella. Se dovessimo fare una fotografia, cosa vuol dire oggi il settore femminile all'Entella? L'onore e l'onere di rappresentare diciamo, la parte organizzativa del settore femminile. Abbiamo coperto tutte le leve dall'Under 10, Under 12, Under 15, 17, prima squadra
abbiamo ottimi numeri soprattutto tra le bimbe di nuove iscritte, è un settore che sta facendo dei notevoli progressi, cerchiamo sempre di migliorare il servizio che possiamo dare alle nostre ragazze affinché possano ottenere dei risultati buoni e soprattutto quello che è importante a livello dilettantistico, divertirsi però sempre con serietà e impegno. Ecco, invece Sara Lusardi, prima squadra, che vuol dire prima squadra e campionati? Noi facciamo il campionato di eccellenza femminile, è un campionato regionale e abbiamo giocato giusto ieri, fortunatamente abbiamo vinto 2-0 e io in particolare ho iniziato l'anno scorso a giocare nell'Entella, mi sono trovata benissimo, l'ho sempre detto sia con le ragazze che sono un gruppo meraviglioso che con il mister, con l'allenatore e poi quest'anno diciamo che sono andata in prestito per una parte di stagione, la prima parte, sono andata a giocare a Genova nel Baiardo, ho avuto questa opportunità e poi per motivi lavorativi ho dovuto lasciare perché lavoro a Spezia, dovevo andare la sera ad allenarmi a Genova, psicologicamente non era sostenibile, ecco. E quindi sono tornata qua, sono felice di essere tornata, di aver trovato molte compagne dell'anno scorso e delle ragazze nuove. E l'ambiente è bellissimo e credo che da quando sono tornata stiamo anche crescendo a livello dal punto di vista calcistico. I risultati e poi andremo anche a scoprire che ci sono infatti. dirigenti, atlete qua in sala. Sì. Luca, farei una battuta sia con Gabriele che Cesare soprattutto giovanissimo, già un derby appena giocato. Tanto a Gabriele che è il secondo appunto di Andrea Martini, secondo il vice allenatore della Lavagna. Allora, intanto diciamo un po' questa partita, come è andata e il Lavagna come si è ben comportato, quindi se forse si sperava in qualcosina di più, ecco, sul piano del risultato. Purtroppo non è andata per noi benissimo, anche se un grossissimo risultato è vedere finalmente per una partita di pallanuoto in zona la piscina completamente gremita, un pubblico molto corretto che ha sostenuto le due squadre. Per noi non è andata benissimo, dopo tanti anni perdiamo un derby, c'è grosso rammarico perché è regnato molto l'equilibrio, spezzato poi da un super gol che non si vedeva da tempo, il famoso tiro a schizzo di Lanzoni, che è un giocatore di categoria superiore sicuramente, che ci ha un po' tarpato le ali, però insomma i ragazzi in questa partita da parte nostra ce l'ha messa tutta, il Chiavari sicuramente in qualche singolo ha una caratura decisamente superiore. Ecco, Cesare invece ha giocato perché faceva parte della prima squadra in questa occasione. Ecco, come è stato invece dall'acqua, ecco, come protagonista, come giocatore? Beh, vedere la partita dall'acqua è un'emozione unica, perché il derby dell'andata l'ho vissuto con i miei amici cantando, quindi è un'altra cosa rispetto a vederla in acqua. E poi una piscina così non l'ho mai vista da sotto. Così ma in effetti devo dire che è stato un derby che ha attirato veramente tante persone, ecco, cioè, era proprio piena al limite della capienza la piscina. Se non mi fate vedere il rigore sbagliato da Scollo, preferirei, ma vabbè, fa lo stesso. Vabbè, però dai, Gabutti ne ha parato uno anche a Gitto, sì, dai, vero, quindi però diciamo che è andata in parità la sfida sui rigori. Finita pari. Però Luca, parlando un pochino del risultato, no? Tu lunedì scorso hai detto che forse il Chiavari ha qualcosa di più, e insomma hai pronosticato il risultato da dirigente della Lavagna. Allora, diciamo subito che intanto nella pallanuoto si sa che insomma ci sono determinati valori e che di solito i valori, a meno di qualche strana situazione, vengono rispettati, ecco. Il Chiavari, e lo dice la classifica, poi non è un discorso anche di punti di classifica, indubbiamente
ha qualcosina in più, soprattutto sul piano proprio della tecnica, in 2 o 3 giocatori, non di più. E lui giustamente ha citato Lanzoni, che l'anno scorso, ricordiamolo, Lanzoni, come nella telecronaca ha ricordato Lorenzo Cavallo, l'ha detto stampa della Chiavari Nuoto, l'anno scorso ha giocato la finale di Coppa Len con Salvona, cioè è un giocatore da prime 4 squadre italiane, ecco, non da 2. Ecco, quindi nel primo tempo, nel commento, si è scaldato Lanzoni, poi negli altri tempi è stato però, dobbiamo dire che è stato anche ben limitato da una marcatura uomo decisa dall'allenatore Martini con il capitano della Lavagna Matteo Pedroni, che l'ha marcato praticamente a uomo, ecco, che non si vede spesso nella pallanuoto questo, e devo dire che è stato limitato, a parte in 2 o 3 azioni, e quindi diciamo che infatti il punteggio è rimasto in bilico, insomma, era sul 9-9 fino a 3 minuti dalla fine. Ecco, a questo proposito io lancerei primo servizio, perché ieri è successo qualcosa di bello, credo, sabato, no? Perché Telepace ha messo insieme sia l'addetto stampa della Lavagna 90 che l'addetto stampa del Chiavari, Lorenzo Cavallo e Luca Castagnoli, hanno fatto la telecronaca. Allora, qualcuno sicuramente l'avrà vista perché è andata ieri sera sul 2 alle 21:30, ma ne prendiamo uno spezzone, perché visto che c'è anche il Panatron che sono attenti a questi gesti sportivi, ve lo segnaliamo come gesto, no? Perché 2 dirigenti che fanno il commento mi sembra un po' una novità, in un derby come stavano dicendo. Allora, se dalla regia riusciamo a mandare quel minuto e 20, mi sembra che la sentiamo. Signore e signori, benvenuti alla piscina del Parco Tigullio di Lavagna, dove per la 14ª giornata del campionato nazionale di Serie 2 Girone Nord si affrontano le squadre della Lavagna 90 e della Chiavari Nuoto. Questa sera commenteremo in 2 la partita. Ho qui vicino a me Lorenzo Cavallo, addetto stampa della Chiavari Nuoto, quindi... Chiavaccini che prova una palombella, è bello il gol del mancino della Chiavari Nuoto, Jacopo Chiavaccini, che porta in vantaggio i verde-blu. Luce tira, però è gol. 1-1, Luce ha tirato, ha sorpreso il portiere Noli, che ha cercato una parata in extremis, ma l'arbitro Rogondino ha segnato il gol. Dall'arbitro Rogondino, adesso è Peroncini che su assist di Chiavaccini porta in vantaggio i verde-blu. Sbagli rigore, poi prendi il gol, ma è normale, diciamo, questo in tutti gli sport, esatto. Ecco. C'è il pareggio di Magistrini che riesce finalmente a liberarsi al centro. Ha vinto il derby 11-9. Lavagna 99 e Chiavari 11. Quindi Chiavari che continua la sua corsa verso i play-off. Bravissimi, allora complimenti a Lorenzo Cavallo che forse ci sta seguendo e a Luca che è qua. Grazie. Bene, allora farei intervenire a proposito il governatore. Ti abbiamo dato questo biglietto da visita per il Panatron. Grazie. Allora, cosa posso dire? Giovedì scorso ci sono state le elezioni e ho avuto il piacere e l'onore di essere rinnovato. È dal 2017 che io sono governatore dell'area 4 e per amicizia, per stima, per fortuna, non so come chiamarla, comunque io mi sono sempre vantato con le altre aree italiane, con gli altri governatori, nelle varie consulte che abbiamo avuto, che ho la fortuna di avere la Liguria. Intanto vediamo qualche foto. Sì, regione coesa, dove tutti i presidenti sono d'accordo e per fortuna ognuno fa il suo lavoro senza problemi vari di sgomitamento. Ecco, vogliamo, ma proprio un telegramma, perché sennò ci sono dei libri che ne parlano. Lorenzo, sì. Che cos'è il Panatron oggi? O come sempre stato? Beh, la funzione del Panatron è quella di diffondere il fair play, l'etica sportiva, quella di difendere i diritti dei ragazzi nello sport e soprattutto noi operiamo nello sport dei disabili.
da diversi anni. Abbiamo un presidente, ad esempio Genova Levante, che è quasi completamente dedito a questa funzione, cioè andare a parlare nelle scuole dello sport dei disabili e cercare anche di preservare i ragazzi dagli incidenti del sabato sera. È una cosa veramente grandiosa questa, viene molto ascoltato dai ragazzi ed è un fiore all'occhiello per noi. Due parole ancora. Sì, è un vanto questo di avere un club che si dedica esclusivamente o con priorità agli atleti disabili, e devo anche dire che abbiamo la fortuna di avere nella nostra regione degli atleti veramente di prima qualità, o tutti medagliati. Ecco. Visto che avete portato una specie di, come si chiama? Un segnalibro. Segnalibro che dentro c'è. È la carta dei diritti del ragazzo nello sport e la carta dei doveri dei genitori nello sport. Allora abbiamo un genitore che è un dirigente della CD Entella, che è Raffaella Cuneo, che ci legge due passaggi, così vediamo se cogliamo alcuni, che poi magari li consegniamo a tutti quanti. La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli, in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia. Mio dovere è verificare che l'attività sportiva sia funzionale alla loro educazione e alla loro crescita psicofisica. Benissimo. Allora, poi abbiamo anche un ragazzino che legge una parte, ma lo facciamo dopo. Luca, andrei nuovamente un pochino in piscina perché questa sera abbiamo un po' come tema la pallanuoto. Qui sì, stasera parleremo un po' di più, pallanuoto. Leggeremo col calcio femminile la pallanuoto. Abbiamo gli under 12, gli under 14, 16, 18 della Lavagna 90, quindi tutte le categorie giovanili. Io però andrei ancora un momento sui campionati di A1 e A2. Allora, nel campionato di A1 c'è il girone scudetto dove la Progreco incontrastata ha battuto il Brescia 13-6 mi sembra, quindi senza possibilità di appello. Ecco lì il primo posto sappiamo già che è della Progreco. Poi Gabri mi darai conferma di quello. Vabbè. Dicevamo quindi l'Inter, si sembra che l'Inter si stia avviando a vincere lo scudetto come la Progreco nella pallanuoto, ecco. Sembra che nessuno riesca a frenare il passo di queste due squadre. Il secondo posto invece Savona e Brescia potranno giocarselo e vedere. Quindi la 1 così. Nella 1 femminile Rappallo purtroppo perde, mentre invece vincono Bogliasco e Locatelli, quindi diciamo un campionato dove le Liguri stanno giocando bene. Rappallo un po' in queste due partite ha avuto due passi falsi e dovrà adesso recuperare in classifica per poi andare a giocare la Pur Scudetto nel migliore dei modi. La 2 abbiamo già cominciato con il derby, la Florenza in A2 maschile sempre al comando col punteggio pieno. Dietro poi invece si è formato questo quartetto tra Torino, Brescia, Chiavari e Bogliasco, che il Bogliasco aveva perso con l'Arenzano, quindi le inseguitrici sono riuscite a ridurre le distanze e quindi sarà una bella lotta per 4 squadre, però ci sono solo 3 posti, ecco, perché uno sarà appunto della Florenza. Per quanto riguarda il Lavagna, abbiamo detto, purtroppo ha perso col Chiavari, che era una partita importante per la classifica di entrambe le squadre, e quindi va bene, dovrà lottare poi nelle altre partite, eccetera. Gabriele, allora, facciamo un po' il punto del campionato, ecco, su tutto il campionato di A2, che io ho già un po' annunciato quello che è la situazione. Ma sì, come hai detto te, la Florenza sta facendo un campionato a parte.
e ci sono 3 posti per 4 squadre che fino all'ultima giornata si contenderanno l'accesso ai playoff. Noi stiamo facendo un campionato non secondo quello che ci eravamo prefissati all'inizio, le nostre vittorie sono sempre comunque quelle di schierare un numero di giovani cresciuti nella nostra società, Cesare ne è un esempio, e 9, 13esimi, 14esimi quest'anno perché hanno cambiato la regola, sono atleti formati dalla nostra società, e questo per noi è fondamentale, cercare di far arrivare i nostri atleti a giocare in prima squadra, magari rinunciando a far mercati strani, giovanili, per vincere titoli che sono importanti, ma poi nell'ottica di quello che pensiamo noi non sono così determinanti. Vedere comunque i nostri ragazzi che arrivano alla prima squadra per noi è il nostro scudetto giovanile. Ecco, Cesare è il capitano dell'Under 18, come sta andando il campionato della vostra categoria? Ma il campionato non è che stia andando tanto bene, sinceramente siamo ultimo a un punto. Un po' più di entusiasmo, dai. E domenica ci aspetta una partita importante dove inizia il girone di ritorno, che dobbiamo andare avanti e cercare di portare più punti a casa contro Bogliasco. Bene, e Gabriele, tu alleni gli Under 16, gli Under 18, gli Under 12, gli Under 14 sono allenati da Roberto Luce, i tuoi Under 16 come vanno? Ma quest'anno con gli Under 18, dopo tanti anni, ci siamo riaffacciati al campionato nazionale, ci siamo qualificati per gli Under 18A, erano anni che non ci succedeva, quindi ci siamo confrontati con le migliori realtà della pallanuoto Liguri, che come ben sai sono squadre molto importanti, quindi tra le più forti sicuramente. Riuscire a competere e tenere il risultato in bilico, soprattutto in casa, perché fuori ci manca ancora un po' di personalità, per noi è già un successo. Sicuramente c'erano delle partite che dovevamo vincere, così non è stato, ma fa parte della crescita dei ragazzi. Bene, poi l'Under 16 sentiremo dopo. Allora, palleggiamo da questa parte, palleggiamo con la CD Entella al femminile, abbiamo dei dirigenti, allenatori. Giacomo, ti puoi divertire. Volevo partire da Raffaella Cuneo, che l'abbiamo sentita leggere, che è dirigente dell'Under 15. Tanto le chiedo, dirigente, generalmente bisogna fare tante cose, come mai ha iniziato a fare la dirigente, di cosa si occupa in particolare per l'Under 15? Allora, io ho cominciato tanti anni fa con l'Under 10. E ho cominciato seguendo mia figlia che ha iniziato a giocare, quindi a accompagnarla. La parte più importante è stare vicino alle ragazze e anche all'allenatore, fare un po' da tramite a volte su alcune cose, tenere il gruppo unito e stare vicino alle ragazze, poi fondamentalmente è quella la cosa più importante. Bello vederle crescere, perché ho iniziato con loro che avevano 8-9 anni e adesso ne hanno 14-15, quindi me le sto vedendo crescere, è una bella soddisfazione. Vedere aumentare il gruppo è un'altra bella soddisfazione, perché è aumentato proprio di numero il movimento, quindi molto bello. Ecco, l'allenatore è proprio qui, tra l'altro l'allenatore dell'Under 15 Damiano Buscaglia, conferma che serve l'aiuto dei dirigenti anche per l'allenatore? Sì, assolutamente. Ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso di ragazze disponibili, bravissime, e che dimostrano ogni momento il bello che c'è nel mondo del calcio. E grazie a figure anche come Raffaella, come Mara, che ci permettono di lavorare in tranquillità e farle esprimere al meglio. Ecco, le ragazze le sentiamo dopo, ma il campionato come sta andando, in sintesi? Bene, ci divertiamo, impariamo, quindi benissimo. Ecco, finirei questa carrellata, abbiamo un genitore, un dirigente e anche un volontario di Telepace. Roberto Icardi questa sera fa il dirigente Questa sera Roberto Icardi, dirigente prima squadra, confermo. Sì, perché dicono che fare sport fa bene, e allora io ho deciso di fare il dirigente, insomma. Sportivo no, ma dirigente ho detto mi metto a farlo. No, scherzi a parte, anche io ho avuto la fortuna di avere una figlia che ha iniziato a giocare a calcio, e l'ho seguita prima da genitore, poi mi è stato detto dacci una mano, e poi mia figlia è scappata, è andata in un'altra società e ha fatto il suo percorso di crescita, e oggi sono rimasto come dirigente, ecco, per divertirmi. Come va a essere dirigente? Ma essere dirigente, c'è una parte che a me piace tantissimo, che è una parte diciamo anche di psicologia,
perché ho anche un figlio maschio che gioca a calcio. Devo dire che sono due mondi che vanno studiati, sono due mondi differenti. Il maschio forse è più, non lo so, è più portato al calcio in maniera naturale. Non si chiede smetto o non smetto. Nel femminile invece, crescendo, soprattutto andando avanti nelle leve, le ragazze sono molto posate, devo dire, e tengono molto allo studio e capiscono anche che, a differenza dei maschi, il mondo del calcio femminile professionistico non è ancora, diciamo, economicamente sostenibile al 100%. C'è un gap di stipendi molto, molto alto tra maschi e femmine, e quindi abbiamo ragazze che oggi sono in Serie B, in Serie C, che lavorano. Noi anche in eccellenza abbiamo l'esempio, per esempio, della Sara e di altre ragazze che il fine settimana lavorano. Ecco. Quindi io le considero professioniste al pari dei maschi. Per questo chiedo un applauso al settore femminile, perché è un settore dove c'è un impegno che veramente, rispetto al settore maschile, di pari grado, credeteci, meritano tanto. Dove gioca, hai detto un maschio e una femmina, no? Andrea e Alessia dove giocano? Andrea nella CD Entella, negli allievi secondo anno, e l'Alessia nelle Genoa primavera. Bene, Andrei, noi abbiamo qua una storia sportiva alle spalle, vogliamo così ripercorrerla brevemente, no? Perché forse bisognerebbe scrivere tante pagine, ma così per lasciare, insomma, fin da giovane hai iniziato a giocare come a calcio. dicono le ragazze che ho allenato, insomma, sono nata, ma se c'erano ancora le foto in bianco e nero, ecco, pure il colore era già arrivato. La mia passione per il calcio nasce, non lo so, perché io ho delle foto che ero nel terrazzo, che il pallone mi arrivava sotto il ginocchio e già avevo più palloni che, non so, che bambole e altre cose. E mi sono allenata portando il pallone di cuoio, perché all'epoca le bambine non potevano giocare a calcio e io avevo il passepartout del famoso pallone di cuoio, e questo mi ha permesso di giocare con i maschietti, perché all'epoca le scuole calcio certo non c'erano per le bimbe. Poi ho avuto la fortuna che mio papà ha conosciuto un dirigente di una squadra di Serie A femminile, il Tigullio 72. Ho fatto un provino e a 14 anni ho esordito in Serie A. Ho giocato 3 anni in Serie A, poi mi sono spaccata per la prima volta al Crociato, il presidente è morto, la società si è sciolta. Ho iniziato a lavorare e ho iniziato a giocare a pallavolo, sono arrivata a giocare in Serie B di pallavolo, ho giocato anche qua a Chiavari. Però la passione per il calcio era un'altra cosa, per cui un giorno ho incontrato un'amica che doveva fare una partita di pallavolo, una di calcio. Ho detto, vabbè dai, vai a fare la finale del torneo di pallavolo, io vado a fare l'eliminatoria di questo torneo a 7 di calcio. Lì sono andata, sono stata annotata da una società, ho ripreso, facevo vari ruoli, perché all'epoca poi ho ripreso in Serie C. Ho conosciuto un bravissimo preparatore dei portieri, Duilio Falvo, e poi il portiere si è rotto il crociato anche lui e mi hanno mandato in porta. Era l'anno, parliamo della fine degli anni 90, in cui era stata introdotta la regola del retropassaggio al portiere, per cui io ero un portiere, diciamo, 30 anni avanti, in quanto già all'epoca giocavo coi piedi, anzi ero più felice mi sentivo più attaccante, ma non potevo giocare in attacco. Sono arrivata a giocare in Serie A come portiere, e quando parlo di sacrificio del femminile io mi andavo a allenare a Sesto San Giovanni, partendo da Recco Sesto San Giovanni, andata e ritorno. E quante volte alla settimana? Su andavo 2 volte per gli allenamenti e una il sabato per la partita, però lavoravo anche, questo lo faccio presente. E poi da lì è nata la mia passione, ho allenato, ho vinto dei campionati, e successivamente ho avuto l'opportunità, grazie all'AIAC e a Mister Olivieri, che ha messo le quote rosa nei corsi allenatori, per cui io ho potuto conseguire, insieme ad esempio a Mister De Zerbi, la licenza, il patentino, quello che viene definito patentino UEFA, e sono anche allenatore professionista dei portieri, per cui posso allenare anche in Serie A e Serie B maschile. Questo è quanto. Ecco una bella storia di Mara, facciamo un applauso. Ho trovato tutti gli
sport, tutti i ruoli. Assolutamente. Manca il nuoto? No, il nuoto no, negata. No. Ho giocato, ho vinto anche dei titoli di atletica, lancio del disco, per caso, però ho vinto 2 titoli italiani. Siamo una sportiva. Sì, all'epoca sì, sicuramente. Adesso non sembro, però lo ero. Ecco, Germano... Panatleta. Siamo dimenticati di dire anche quello. Niente. Sì, Germano, a livello così che tu giri un pochino per la Liguria, no? Sì. Che idea ti sei fatto dello sport? Certamente a seconda della zona ci sono le varie società sportive, sono più specializzate in certe discipline. Devo dire che ad esempio, ne parlavo proprio la settimana scorsa, Recco, che è una città dove chi non è a conoscenza, non è addentrato, pensa che ci sia solo la pallanuoto, non è vero, c'è il rugby ad alti livelli e addirittura hanno avuto e hanno ancora, quest'anno non lo so, ma fino all'anno scorso avevano dei campioni italiani di judo. Sì. Ecco, la stessa cosa succede anche nel Ponente, verso Albenga, Lassio, quindi ci sono delle città veramente che sono un tesoro, sono una miniera di sportivi. Quindi nell'insieme la Liguria si distingue bene, perché prima parlavamo ad esempio di atleti paralimpici, abbiamo un Vittorio Podestà per fare nome e cognome, un Bocciardo nel nuoto. Eccolo, lo vediamo, facciamo dalla regia, ecco, lasciamo lì, facciamo un applauso a Vittorio Podestà. E qua era con Michele Corti al golf di Rapallo. Abbiamo degli atleti di primo livello in tutte le discipline. Ecco, Andrei, qua abbiamo 2 personaggi carissimi, che uno è dell'ufficio stampa della Virtus Entella, Nicolò Pagliettini, insieme ad Elisa, ma lascerei spiegare il motivo perché sono qua Giacomo e Nicolò, che tanto lo sentiamo un po' perché è bravissimo nel raccontare giornalisticamente i fatti. Avete avuto una bellissima idea che noi abbiamo documentato, forse vediamo anche qualche immagine, spiega un po' chi è vicino. Intanto buonasera a tutti, grazie Roby per l'invito, è un piacere essere qui. Lo scorso 21 di febbraio è stata festeggiata la giornata nazionale del Braille, che ancora oggi è il metodo più utilizzato per la lettura e la scrittura delle persone con disabilità visiva. E quando abbiamo pensato come Entella che cosa poter fare per poter festeggiare questa giornata nazionale, abbiamo pensato di dare una dimostrazione pratica di che cosa sia effettivamente il Braille. Questo mi inorgoglisce sia da dipendente di questa società che da presidente dell'Unione Italiana Ciechi. Allora è venuto naturale coinvolgere Lisa, che è qui al mio fianco, che è una ragazza con una vitalità travolgente, dal raro entusiasmo, e appena saputa la formazione ufficiale, parliamo di Entella Fermana la settimana scorsa, Elisa l'ha trascritta in Braille e poi si è posizionata a bordo campo e ha letto a tutto il pubblico del comunale l'11 delle Entelle. Secondo noi questa è stata una bellissima dimostrazione di come il calcio possa essere un veicolo di accessibilità e possa essere uno strumento per lanciare dei messaggi. Nel contempo abbiamo dato una dimostrazione pratica al pubblico del comunale di che cosa effettivamente sia il Braille, di come funziona e di quanto oggi, nonostante l'avanzare delle tecnologie, sia davvero una cosa ancora importante. Ecco Nicolò, Elisa, l'abbiamo qua vicino a te. Elisa, cosa ti ricordi, cioè com'è andata quel giorno, che cosa ti porti nel cuore? Poi hai pronta la formazione che hai letto, perciò la ripetiamo, la ripetiamo anche qua. Ma mi ricordo sicuramente l'emozione, cioè più che altro, diciamolo in termine gergale, l'invegendo di dire vai allo stadio, non è che ti capita tutti i giorni di leggere una formazione, non è come svegliarsi al mattino e prendono il cappuccino, il caffè. Ti vediamo con la maglia bianco-celeste che stai leggendo sì, allo stadio comunale di Chiavari. Chiavari. Quella lì è stata una cosa inaspettata, anche lì, avere la maglietta con su scritto sul retro 1 Elisa, dici cavoli,
Allora Elisa, facciamo così, ti devi alzare in piedi, come fai? La puoi leggere perché hai la formazione, no? Quel foglio vuol dire che... come volete voi, per me... Come sei più comoda tu? Io mi adatto come giraffe. Nico, decidi tu. Vai, parti, vai. Ok, allora leggiamo la formazione, vai, quando sei pronta parti. Ok. Vai. Allora. Numero 22, Victor De Lucia. Numero 4, Federico Bonini. Numero 7, Giacomo Tomaselli. Numero 9, Romeo Giovannini. Numero 13, Davide Zappella. Numero 14, Andrea Corvari. Numero 16, Claudio Manzi. Numero 24, Jacopo Lipani. Numero 25, Davide Peterman. Va bene così, dai. Bravissima Elisa. Visto che abbiamo Giacomo da queste parti, abbiamo ancora un allenatore dei portieri, un altro dirigente lì alle spalle dalla prima fila, vediamo di conoscerli. Ecco. Allora, ci mettiamo un po' qua, ecco, così già che l'Inter è finito il primo tempo 2-0. 2-0 per... Allora, qui abbiamo appunto Stefano Tosari, preparatore dei portieri di tutto il settore femminile. Dall'Under 10, 12, 15, 17 all'eccellenza. Come cambia la preparazione dei portieri, diciamo, dalle bambine alle donne? Deve entrare in campo inevitabilmente il fatto che nel nome dell'Entella, Entella Academy. Io ripeto quotidianamente ai ragazzi, pensate a coloro che fanno ginnastica artistica, che ripetono migliaia di volte lo stesso movimento. Ebbene, il ruolo del portiere è un continuo imparare quotidianamente movimenti, in modo che poi la domenica siano automatici e meno male. Io di cuore sabato sera sono tornato a casa, vedere una bimba che a 10 anni ha già dei movimenti quasi da adulta è un piacere. E poi gli dico a loro, dovete pensare quale fortuna che l'Entella, a parte che sono io, ma forse anche un altro, che vi mette a disposizione il preparatore dei portieri rispetto alla media di altre società che non hanno, perché io mi sono reso conto che praticamente in Liguria ce l'abbiamo noi, lo Spezia, il Genoa e la Sampdoria. Ed è una gran bella cosa. Benissimo. Poi abbiamo... Mirko De Vincenzi, che è un altro dirigente della prima squadra, che prima mi spiegava che una delle cose più belle è il fatto di vedere crescere le ragazze, che tu mi hai detto che sei qui da 8 anni. Sì, io sono qua da 8 anni e come la mia collega abbiamo visto crescere il settore giovanile. Poi per fortuna Robby mi ha affiancato in questa grande avventura e quest'anno prima squadra con il nostro capitano che è ritornato, le ragazze là. Questo è un altro anno, un'altra avventura. Ogni anno è diversa, ogni anno non ci poniamo limiti e vogliamo crescere sempre e vedere crescere tutte le ragazze. Benissimo, una buona continuazione dell'avventura. Benissimo, allora Luca, col calcio femminile ti sei ispirato a qualche domanda? No, che volevo chiedere alla giocatrice, come l'allenatrice, se ha fatto anche lei altri sport o meno, ecco. Subito... In realtà, vabbè, sport in realtà ne ho provati tantissimi, però non sono mai stata costante nella mia vita e quindi non ho avuto la sua carriera. E che ruolo giochi? Ecco, diciamo un po' che ruolo giochi. A me piace giocare esterno di centrocampo e adesso sto giocando mezzala, mi piace molto, nel 4-3-3, però a volte, vabbè, col mister anche l'anno scorso, anche quest'anno, a volte gioco davanti, centravanti, trequartista, però il mio ruolo è mezzala di sinistra o comunque esterno anche alla sinistra, ecco. Ecco, diciamo nella parte avversaria del campo. Sì, sono più offensiva che difensiva. Allora io staccherei un attimino, diamo spazio a un altro servizio
che c'è stata una bella serata la sera, settimana scorsa a Santa Margherita Ligure, Santa Champion, che hanno premiato, il comune ha premiato tutte le società o comunque avevano avuto risultato nell'anno precedente. E c'era Giuseppe Bagnale, che per tanti di noi che abbiamo già qualche anno in più, che ci ha regalato veramente delle emozioni. Se vogliamo andare a vedere la regia, c'è quel filmato commentato da Galeazzi, che alle Olimpiadi di Seul nell'88 ha vinto, e vediamo qualche decina di secondi che è veramente emozionante. Magari voi giovani non vi ricordate di questi, adesso sono dirigenti, però ha veramente fatto la storia. Blackout, ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Ti ricordi, Renzo, quella? Ricordo, l'ho vissuta in diretta, è stato veramente emozionante. I fratelli Bagnale. I fratelli Bagnale c'era il timoniere, adesso non mi ricordo. Di Capo. Come? Di Capo. Di Capo, esattamente. Ecco, ed era presente, Giuseppe era presente a Santa Margherita Ligure come ospite, che tra l'altro oggi è presidente della Federazione Canottaggio Italiana. Andiamo a vedere il servizio che è stato realizzato proprio quella sera. Celebrare i risultati degli atleti locali e dare visibilità a realtà sportive cittadine, a volte meno conosciute. Il comune di Santa Margherita Ligure, con l'evento Santa Champions, vuole dare un riconoscimento al lavoro e all'impegno di molte società e sportivi, con un premio simbolico per i loro traguardi raggiunti nell'ultimo anno. In questa edizione erano presenti una trentina di società e più di 100 atleti. Come di consueto, presenti alcuni ospiti d'onore che, durante la serata, sono stati intervistati e hanno raccontato qualcosa della loro esperienza. Il primo è stato Giuseppe Bagnale, pluricampione olimpico e mondiale di canottaggio e attuale presidente della Federazione Italiana di Canottaggio. È stato anche motivo di emozionarti per quel bellissimo filmato che ha fatto il giro del mondo questa sera. Sì, è chiaro, l'immagine della finale di Seul è super inflazionata e quindi anche per me è sempre un piacere poterla rivedere, anche perché, ripeto, ripercorre momenti sicuramente belli, felici e soprattutto vincenti, quindi ogni volta è un tuffo al cuore. Chi sono gli Bagnale di oggi? Ma stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere qualche atleta che vinca nel tempo, perché abbiamo avuto gli atleti che hanno vinto diverse competizioni anche importanti, ma però magari non sono durati nel tempo. Ha capito in questa bella serata di sport a Santa che lei, insomma, da giovane gli è capitato di essere a Santa Margherita Ligure? Sì, sono passato da qui un po' di anni fa, esattamente tra il 85 e 86, e in occasione di una nostra premiazione siamo rimasti qui qualche giorno e ne abbiamo approfittato per fare qualche uscita in barca qui a Santa Margherita. Ecco, salutiamo con un augurio a tutti i giovani che fanno canottaggio. Assolutamente sì, qui ci sono sicuramente già dei giovani validi che hanno già vinto un po' di cose importanti e naturalmente spero e mi auguro di vederni di più e naturalmente ritrovarli magari indossando una maglia azzurra. Si è parlato poi di vela con il primo italiano a vincere l'America's Cup, Francesco Cicco Rapetti, e il dirigente del team che allestisce l'equipaggio del Galeone di Genova in occasione della regata storica delle antiche repubbliche marinare, Marco Dodero. Presente anche il tecnico e meccanico della MotoGP, Paolo Cordioli. Abbiamo fondato qui a Santa Margherita il team LCR, che praticamente è uno dei 4 team indipendenti nella MotoGP. All'epoca eravamo in 3, adesso siamo in 65, quindi c'è stata un'evoluzione varia. Sono in pensione da
qualche anno, però continuo a lavorare e mi interesso adesso del settore dei veicoli elettrici. Durante la serata sono stati consegnati alle società sportive che ne hanno fatto richiesta i contributi raccolti durante la serata benefica Solidarietà in Villa tenutasi a Villa Durazzo il 26 gennaio scorso. Bene, ritorniamo dopo quella bella serata di Santa che abbiamo così dato proprio di sintesi, ma per rendere l'idea. Enzo, 2 parole di numeri del Panathlon, cosa significa? Allora intanto Panathlon significa pan, tutti, clon, gli sport, no? È un movimento che è nato nel 1951, è una cosa del Rotary ed è nata a Venezia. E attualmente in Italia siamo 5.800 soci, il Panathlon è diffuso in 31 paesi nel mondo, quindi è un'organizzazione internazionale, qui nel mondo ci sono 2.700 soci, quindi è un movimento importante e soprattutto l'altro giorno all'assemblea c'era il segretario generale che ci ha detto che dopo la pandemia il movimento del Panathlon è veramente in grande espansione e stanno nascendo un sacco di club nel Sud America e anche qui in Italia. Quindi veramente è un movimento i cui valori vengono riconosciuti da tutti. Allora, prima abbiamo sentito un genitore, no? I doveri dei genitori, adesso vogliamo sentire attraverso Martino alcuni dei diritti invece dei ragazzi. Vediamo se intanto conosciamo un po' Martino. Tu giochi? Nella Lavagna 90. A pallanuoto? Sì. E cosa ti piace dalla pallanuoto? Mi piace difendere, diciamo, marcare, evitare che gli altri facciano gol. E il tuo ruolo qual è? Beh, diciamo che alla nostra età i ruoli non ci sono ancora. Ecco, ma cosa ti piacerebbe allora fare da più grande come ruolo? Beh, diciamo quello che sta in posizione 3, quello un po' più indietro di tutti. E hai qualche giocatore famoso della pallanuoto che ti piace? Beh, Marco Del Lungo. Ecco, e dove gioca? Nella Prorecco. Della Prorecco, portiere della Prorecco. Allora, tu hai in mano la carta del Panathlon, no? Sei pronto per leggere 2 passaggi sui diritti dei giovani che fanno sport, dei ragazzi come te. Proviamo un po' a leggere. Diritto di divertirmi e di giocare. Diritto di misurarmi con giovani che abbiano le medesime probabilità di successo. Ecco, bene. Ecco, se abbiamo ancora qualcuno da quelle parti, Giacomo. Sì, io rimarrei con Giacomo Bruschi. Tanto brevemente che gruppo siete? Tanto giocate insieme da tanto tempo? Sì, abbastanza. Siete quindi uniti, presumo? Sì. Ok. E Torre Ambrosino, sempre under 12, come sta andando il campionato? Non tanto bene, perché ne stiamo perdendo tante di partite, però l'importante è divertirsi e impegnarsi. Andy Skobinic, non tanto bene, però comunque mi sembra che siete molto uniti, che fate... Sì, siamo molto uniti, siamo tanto amici e l'importante è divertirsi, come ha detto Ettore. Ancora i due, abbiamo lì 2 forze di... Alessandro Botto, under 16 come sta andando la stagione? Qui stanno dicendo tutti male, under 12, under 18. Anche noi sta andando un po' male perché abbiamo soltanto 9 punti con 7 sconfitte e 3 vittorie. E... Diciamo a livello giovanile comunque l'importante è il fatto di crescere, di migliorare. Vedi un miglioramento nella squadra comunque nel tempo? Nella squadra vedo molto impegno, solo che ci ritroviamo contro squadre come abbiamo la Prorecco, il Savona e tante altre squadre che si notano anche tanti grandi livelli, grandi giocatori che qua a Lavagna ne abbiamo. Giacomo, Alessandro ha partecipato a dei collegiali con la nazionale giovanile della sua età, quindi chiedi un po' appunto cosa ha visto in quei collegiali, ecco. E sono stato a Ostia un paio di settimane fa con la nazionale, con un nuovo allenatore e devo dire che
si notano anche lì grandi giocatori, Ortigia, Posillipo, che hanno anche loro dalla loro parte una grande esperienza dal settore anche giovanile e della prima squadra, e solo che ahimè non mi hanno più chiamato. Ci riprovederemo. Vabbè, lì Dire poi ci sono delle selezioni, ecco. Sì, sono delle selezioni che lui è arrivato all'ultima selezione, ecco, quindi è arrivato proprio all'ultimo, ecco. Poi non è stato poi convocato, diciamo, con la nazionale, però è arrivato qua, ci è arrivato molto vicino, ecco, diciamo così. A questo punto, Giacomo Fulgoni, Under 14, a questo punto la domanda di rito è: come sta andando la stagione dell'Under 14? No, noi sta andando bene, siamo a punteggio pieno. Vedo un gruppo molto unito, molto bello. Facciamo un applauso all'Under 14. Allora, ci apprestiamo alla chiusura, facciamo ancora tutto un bel giro. Governatore Germano, che cosa stai pensando per i prossimi 4 anni? 4 anni, sì. Io, prima di dirti cosa penso per i prossimi, o sto pensando per i prossimi 4 anni, volevo fare un appello, approfittare di questa trasmissione ai genitori e ai ragazzi, proprio per rispetto di questi diritti che abbiamo scritto nella carta. Se vuoi, proprio brevemente, posso accennare. Per i ragazzi il diritto di avere tutti i giusti tempi di riposo. Per i genitori mi piace molto la prima regola, che è la scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli. Mi fermo qua. Cioè lo sport lo deve scegliere il figlio, però insomma siamo un po' tutti papà magari. Che poi non fa male, allora, visto che vogliamo ancora andare avanti, per i ragazzi è il diritto di non essere un campione. Quindi nel suo caso, se non l'hanno chiamato, non ti preoccupare, che c'è sempre tempo per andare avanti. Per il genitore non bisogna obbligare questi ragazzi a impazzire, perché fanno quello che possono. E mi chiedevi che cosa ho intenzione di fare, e il 2024 e il 2025 saranno 2 anni abbastanza completi come attività, in quanto abbiamo Genova, capitale dello sport 2024, dove ci saranno parecchie manifestazioni, sia a tutti i livelli, sia come scherma, come podismo, come ci saranno le Repubbliche Marinare a settembre, dove Genova speriamo che si riprenda il trofeo. E poi nel 2025 proseguiremo sempre con Genova e con tutta la Liguria, regione europea dello sport. Bene, bene, grazie. Poi finiamo il giro finale. Vedo qua Giacomo che ha convocato una squadra di calcio. Non so, parliamo con la capitana, non lo so. Allora, qui abbiamo una parte delle Under 15 che sono presenti, perché ho posto un veto perché non ci stavamo tutti. Abbiamo Bianca Rivada, che è la capitana Under 15. Che gruppo siete? Come sta andando questa stagione? Siamo un gruppo molto unito, come una famiglia. La stagione sta andando molto bene, nonostante qualche sconfitta comunque siamo terzi in classifica, quindi siamo molto soddisfatte. E da quanto tempo giocate insieme, mi dicevi? Dipende, con alcune mie compagne gioco da 4-5 anni, con altre invece il primo anno, però siamo comunque molto coese. Perfetto. Allora, mi dicono che nel tuo gruppo, nella tua squadra, c'è una che compie gli anni, è compleanno, è dalla regia, non so, perciò non so se abbiamo preparato anche la musica, qualcosa dalla regia. Vediamo un po', improvvisiamo, dai, intanto cominciamo con un applauso. Facciamo entrare la torta. Come ti chiami? Come ti chiami? E lei, come ti chiami? Greta. Bene. Hanno detto che hanno preparato con la regia? Non lo so, vediamo. Attenzione. Ci deve essere un magnifico gol, credo. Passaggio a Greta, tiro, go. No.
Facciamo così, rivediamolo perché ce lo non l'abbiamo racconta. visto bene. Rivediamolo, regia, Manuel, dai. Ecco. Ci racconti un attimo quello che succede. Dai, commenta Greta. Non so esattamente cosa dire. L'azione onestamente da me era vista molto più Un tiro vicina. fenomenale. Vedendola dalle riprese era un effetto completamente diverso. Onestamente in campo era tutto molto più compatto, l'azione era molto più semplice, magari vista da me, però effettivamente... Bene, bravissimi, dai. Grazie dalla regia. Allora, Luca, hai qualche compleanno del mondo della pallanuoto? Che compie gli anni? No. Dei giovani della Lavagna? No, nessuno. No, Allora, finiamo con Barry. Con Barry, gli chiediamo un po', allora adesso però il campionato continua, entriamo nelle fasi proprio più decisive, Lavagna ha un calendario non semplice, ecco. No, sicuramente come prima squadra, forse c'ho il micro, come prima squadra abbiamo 3 partite impegnative, però ci dirà un po' chi siamo, perché reagire dopo un derby è fondamentale. Dico una cosa, non è che stiamo andando così male come dicono i miei giocatori, perché loro vedono molti risultati, io guardo molto la crescita di ciascuno di loro e giocare con squadra di livello. Come risultati sicuramente non sono positivi, ma come crescita stiamo crescendo e ne è la prova il fatto che molti dei nostri atleti vengono convocati con le varie nazionali, anche il capitano ha fatto da poco un collegiale col nuovo tecnico Presciutti. Alessandro l'anno scorso fa il modesto, ma perché ci sono tante donne, quindi deve fare... è arrivato nei 16 della nazionale proprio a un passo da andare agli europei, quindi siamo molto contenti di loro. E prima squadra cerchiamo di raddrizzare un po' la nave perché insomma non stiamo navigando in buone acque in questo momento, ma sono sicuro che riusciremo a tirarci fuori. Io ho visto una partita degli juniors contro Savona, persa di 2 gol, però insomma la squadra ha giocato. Ecco, mi è sembrato che i ragazzi abbiano giocato una buona partita, c'è stato un momento anzi che avevano recuperato bene il punteggio, quindi direi che insomma ci sono, i ragazzi ci sono. Ecco, poi Cesare è un ragazzo giovane, under 18 che ha già esordito in prima squadra, quindi insomma ci sono i ragazzi che poi potranno portare avanti la prima squadra. Ecco. Alla nuoto, un bel applauso e finiamo così. Allora, abbiamo ancora una sorpresa, vediamo un po' che cos'è. No, basta, niente sorpresa adesso, niente compleanni. Allora, abbiamo Arianna Codiri dell'Under 17. Prima parlando con i dirigenti dicevano che è una delle cose che inorgoglisce, che mi dà più soddisfazione vedere la crescita di voi ragazze. Tu giochi da qualche anno, nel senso hai visto una crescita comunque del tuo gruppo in questi anni? Sì, io gioco, diciamo che sono partita nell'Entella dall'Under 12, sono passata all'Under 15 e adesso all'Under 17 ho anche esordito in qualche partita in eccellenza. Devo dire che l'Entella e poi il calcio sono dei bellissimi sport, dei bellissimi ambienti, in particolare un grande insegnamento che mi è stato dato è che in qualsiasi partita o si vince o si impara, ma non si perde mai. L'importante è divertirsi. Bravissima, dai. Allora, io farei, bella questa, o si vince o si impara. Con Nicolò farei fare la chiusura per tutto il mondo della Virtus Entella. Intanto in bocca al lupo alle 2 società, sia Sessi Levante che Virtus Entella, per il turno infrasettimanale. Nicolò, com'è l'ambiente alla Virtus Entella nella sala stampa, nella detti stampa, la tua giornata, come si svolge? Vabbè, è chiaro che adesso entriamo in un periodo molto particolare, molto intenso, ma allo stesso tempo molto bello, perché al di là naturalmente del campo, di quelli che sono i risultati sportivi, siamo entrati nel mese nel quale l'Entella festeggerà i suoi 110 anni di vita.
ed è un traguardo importantissimo, un risultato storico che la società comincerà a celebrare dalla settimana prossima con delle iniziative che poi si protrarranno per tutta la stagione, perché 110 anni è giusto ricordarli, celebrarli. Sono successe tante cose in questi 110 anni, ci sono stati momenti difficili e momenti assolutamente esaltanti, e quindi abbiamo in serbo una serie di iniziative che dalla settimana prossima partiranno e che speriamo possano tenerci compagnia e possano piacere ai nostri tifosi e agli appassionati di calcio. Benissimo Nico, ti ricordi quando tanti anni fa alla Domenica Sportigulio hai cantato l'inno, presente anche il presidente, l'inno che sta andando ogni pre-partita, giusto? Lo ricordo benissimo, era il 2008, l'Entella giocava la Serie D, sono passati tanti anni, sono successe tante cose, la società si è strutturata in maniera incredibile, è andata a giocare all'Olimpico contro la Roma, ci sono stati 6 campionati di Serie B, 64 punti nel campionato cadetto, insomma solo a livello di prima squadra, per non parlare degli scudetti a livello giovanile, di tutto quello che è nato, di tutto quello che si è costruito. A volte il calcio corre troppo in fretta, a volte ci dimentichiamo di quello che è successo, e compleanni, momenti come quello che vivremo la settimana prossima ci danno anche l'occasione a volte di fermarci e ricordare di che cosa è stato fatto in questi anni. Bene, allora ci porti il saluto a tutto lo staff della Detti Stampa. Bene, allora grazie. Salutiamo la responsabile Mara, come ci lasciamo? Abbiamo visto un bel gruppo, insomma, tante atlete che praticano il calcio femminile alla CD Entella. Certo, e spero che saranno sempre di più, perché la società crede molto nel femminile, e spero di apportare un po' della mia esperienza per aiutarle a crescere, a gestire i momenti anche di difficoltà che potranno esserci, però come hanno detto le ragazze, l'importante è crescere, divertirsi, e poi ognuno nella vita sportiva deve provare a dare il meglio, che poi quanto possa valere il suo meglio, in italiano un po' così, non si sa, però dobbiamo vivere serenamente e soprattutto avere il piacere di fare questo sport che noi amiamo tantissimo, che è il calcio. Ma a parte la veste da dirigente, qualche volta pantaloncini, vai in campo, 2 calci? No, meglio di no. Invece Sara, un saluto a tutta la prima squadra. Sì, esatto. Ciao a tutte. Ciao a tutte le ragazze, all'allenatore e anche all'Under 17, a tutte le leve. Dove giocate la prossima partita? Ce l'abbiamo domenica contro la Genova Calcio B, una squadra fuori classifica, ma sono importanti tutte le partite. Bene, salutiamo i 2 dirigenti del Panatro, Renzo. Come ci salutiamo? Sì. Aspettiamo queste feste che i club del Tigullio non solo organizzano sempre. Sempre, ma io avrei una perla che mi ha lasciato il vescovo Alberto Maria Careggio durante la conviviale del Panatron, che ci ha detto, soprattutto un messaggio per i giovani: bisogna saper perdere senza essere perdenti, che è proprio il valore essenziale che noi promuoviamo, cioè ce la dobbiamo mettere tutta, se perdiamo si accetta la perdita. Questa sera sono uscite fuori tante belle parole, ti vedo con tutti questi, se poi vi fermate un secondo ne prendete una testa di questi segnalibri che hanno portato il Panatro. Germano, saluti e aspettiamo qualche iniziativa. Vi ringrazio dell'ospitalità, le iniziative saranno anche quelle, abbiamo parlato di sport vivo, di sport vissuto, noi faremo anche delle visite nelle scuole per cercare di diffondere quello che è lo sport vero, quello che è il fair play, quello che è il buon atteggiamento verso l'avversario, cosa che non abbiamo parlato. E mi fa piacere di aver sentito questa ragazza della Virtus Entella che ha detto che sbagliando si impara, perché è una super verità. Benissimo, allora mi dicono che Genoa ha segnato 2-1, perciò c'è ancora un pochino. Ecco. Salutiamo. E buona settimana, ciao Giacomo. Buona settimana. È già organizzata anche la prossima, avremo un collegamento, possiamo annunciarlo, dalla piscina di Sensi Levante, dove
tra l'altro si allenava e si allena anche Alberto Razzetti, perciò ci vedremo da quelle parti, credo che andrà in porto. Ciao Luca. Buonasera. Evviva la pallanuoto questa sera. Senz'altro, Complimenti a Chiaveri e a Lavagna per il derby. Un saluto a tutti, un saluto alla nostra squadra e buona settimana. Buona settimana a tutti.